È stato un lunedì di assoluto riposo per i calciatori dell'Acaregas che dopo lo sfortunato pari interno con il Castellammare questo pomeriggio prepara la prossima sfida di Coppa Italia in programma domani, mercoledì 2 ottobre al Valentino Mazzola con i locali della San Cataldese. Il match è programmato per le ore 17 e alla vigilia si preannuncia grande battaglia sul rettangolo di gioco. Questa prima gara di andata infatti promette scintille, anche se non si esclude che entrambi i tecnici possano ricorrere ad un turnover in previsione dei rispettivi impegni di campionato, che vedrà i ragazzi del tecnico locale Sebbi Catania in casa contro il capolista Geraci e quelle di Corrado Mutolo a Marineo contro il locale Oratorio San Ciro e Giorgio. La situazione nello spogliatoio bengazzurro non è delle migliori e le assenze forzate di Treppiedi e Pirrone si sono fatte sentire parecchio. I due sono sulla strada del pieno recupero, ma vale la pena rischiarli? Vedremo come si sentono, poi decideremo insieme, ha commentato il tecnico biancazzurro Corrado Mutolo. La Coppa Italia è una finestrella suppletiva importante per il salto di categoria, ma a me in questo momento interessa più il campionato. La gara di ritorno con la San Cataldese è in programma all'Esseneto il prossimo 16 ottobre, che sembra un mercoledì. Questa partita è stata affidata ad una terna di Enna, Valerio Gambacurta, con assistenti Pierluigi Fazzi e Francesco Conti.